Direttore, ecco, tante altre iniziative come responsabile dell'ufficio genio civile di Agrigento sono state attivate. Se ce li riassume brevemente, quali sono quelle più importanti? Beh, siamo soddisfatti di aver contribuito a far riaprire, ad avviare i lavori del ponte Petrusa, che abbiamo approvato il progetto una ventina di giorni fa. Adesso stiamo approvando il progetto del ponte Morandi, primo tratto, sarebbe il ponte Agregas 2, che dovrebbe uscire dall'ufficio a giorni. Siamo soddisfatti di essere riusciti a dare il nostro contributo per la riapertura della cattedrale di Agrigento, seppure siamo ben consapevoli che la cattedrale ricade su una profonda frattura del banco calcarenitico agrigentino e che quindi è sottoposto a una continua attenzione, deve essere monitorata nel tempo, quindi diciamo, però siamo soddisfatti di averla intanto restituita alla città. Quindi, adesso stiamo anche attivandoci per snellire le procedure in modo sostanziale al fine di dare servizi sempre più efficienti ai cittadini. Per fare un esempio, con il decreto sblocca cantieri, che è stato pubblicato l'altro ieri, stiamo tirando fuori una circolare grazie alla quale saranno ridotti i tempi per il rilascio delle autorizzazioni e tanti interventi potranno essere realizzati con una semplice comunicazione all'ufficio del genio civile.